Sta in questo abbraccio tutta la disperazione dei vertici aziendali per quello che è accaduto ieri pomeriggio alla Boccon di Pieve di Soligo. Ho visto un dramma nel dramma, al di là del dramma gravissimo della perdita di un figlio, di una figlia, anche una famiglia distrutta nel vedere che un proprio dipendente è venuto a mancare. Disperazione per l'ipotesi tremenda che la morte di Anila Grisciai sia stata causata da un tragico errore umano. E questa è la traccia su cui sta indagando la Procura di Treviso e per la quale anche questa mattina i tecnici dello Spisa erano all'interno dell'azienda che produce surgelati per la ristorazione. Tutto sarebbe accaduto in pochi istanti intorno alle 16 di ieri. Anila, che da 5 anni è impiegata in azienda e da qualche mese era stata promossa a capolinea, sta operando con una nuova macchina imballatrice. Si tratta di un braccio meccanico che avvolge i prodotti finiti con del cellophane per il trasporto. Finita l'operazione, la giovane si sarebbe avvicinata al bancale per un controllo, uscendo dalla visuale della console comandi, proprio mentre un collega stava sopraggiungendo. Non vedendo nessuno, l'operaio avrebbe riavviato la macchina, che ha avvolto anche la ragazza con una pressione tale da spezzarle alcune vertebre del collo. Una tragedia che si sarebbe consumata davanti alle telecamere di videosorveglianza, i cui filmati ora sono al vaglio del pubblico ministero Francesca Torri, che sta indagando anche su possibili disattivazioni di sensori di sicurezza dell'impianto all'interno del fascicolo aperto per il reato di omicidio colposo. Una vicenda quindi tutta da chiarire, per la quale né l'azienda, oggi chiusa e con la produzione sospesa, né la famiglia della vittima originaria dall'Albania ma da decenni residente a Miane ora vogliono parlare. Famiglia che ieri accusava le forze dell'ordine di averla avvertita ben 3 ore dopo l'accaduto. A rispondere oggi il sindaco di Pieve di Soligo, a cui è toccato l'ingrato compito di avvertire i genitori. Io dico solo che rispetto all'incidente che c'è stato, se fossero stati avvisati prima, avrebbero atteso ancora di più perché purtroppo l'incidente è stato complesso. Si è dovuto attendere tutta una serie di sopralluoghi, verifiche e è stato a un certo punto possibile far accedere all'area dell'infortunio la famiglia e lo abbiamo fatto e permesso.